Pensiero del giorno, venerdì 11 luglio. Saper mettersi in gioco per l'altro e l'altra. Le esigenze del vero amore, la vera arte di amare, emerge interamente dal Vangelo di Cristo. Ecco perché metterla in pratica è il primo essenziale passo da compiere per scatenare quella rivoluzione pacifica, ma così incisiva e radicale, che cambia tutto. È un'arte che ci impegna, con richieste forti. È un'arte che richiede di andare oltre gli orizzonti ristretti dell'amore, semplicemente naturale, spesso orientato quasi esclusivamente verso la famiglia e gli amici. Qui l'amore deve essere rivolto a tutti, a chi è simpatico e a chi non lo è, al connazionale e allo straniero, a chi è della mia religione o di un'altra, a chi è della mia cultura o di un'altra, amico o avversario. Dobbiamo amare tutti, come il Padre dei cieli. Questo amore non è fatto solo di parole o sentimenti, ma è concreto. Esige che diventiamo uno con gli altri, che in un certo senso viviamo l'altro. Nelle sue sofferenze, nelle sue gioie, nei suoi bisogni, per poterlo capire e poterlo aiutare efficacemente. Quest'arte di amare, vissuta da più persone, porta poi all'amore reciproco, in famiglia, al lavoro, nei gruppi, nella società. L'amore reciproco, la perla del Vangelo, il nuovo comandamento di Cristo che costruisce l'unità. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova, editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.